Oggi è la giornata che il Consiglio regionale ha voluto con la legge 48 dedicare alla memoria delle vittime della mafia. In Veneto questa giornata è un'occasione per coinvolgere gli studenti, tutti coloro che vogliono costruire con la loro sensibilità una opposizione alla illegalità, alla violenza, al malaffare. Oggi diamo un riconoscimento a quelle persone che dentro alle forze dell'ordine si sono distinte per particolari meriti in questo ambito di lotta alla malavita. È un riconoscimento di esempio per le giovani generazioni, per dire che il Veneto del fare, il Veneto della onestà, della trasparenza deve prevalere rispetto ai sentimenti di corruzione, di sopraffazione, di illegalità. Oggi è una giornata importante per dire che il nostro futuro si fonda su questi principi fondamentali di democrazia, di correttezza e di trasparenza.